Da Rialto fino a San Marco le zone di Venezia normalmente allagate con l'acqua alta, asciutte grazie al Mose. Il nostro reportage con i commercianti e residenti tra i festeggiamenti dei veneziani. Mose prova riuscita, così un entusiasta sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che dice come cambierà la vita della città e delle sue genti da oggi in poi grazie all'opera. Emozionata e soddisfatta Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche, spiega anche le ragioni per le quali ora la città non sarà sempre all'asciutto. Anche per Pellegrini è stata una giornata epocale, il Mose ha cacciato via gli incubi del 12 novembre anche grazie ad un imponente schieramento di volontari e operai. Tragico incidente stradale verso mezzogiorno lungo via Bacchin a Marano di Mira. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è scontrata con un autobus ACTV. I cittadini di Portogruaro domani e lunedì torneranno alle urne per il ballottaggio nella sfida a sindaco tra Florio Favero, candidato del centrodestra, e Stefano Sant'Andrea per il centrosinistra. Importante operazione contro lo spaccio e il degrado della polizia locale su Marghera. Fondamentale l'intervento dei cani antidroga che hanno permesso l'arresto di 2 spacciatori. Le immagini nella nostra copertina che riassumono la giornata storica di Venezia, è rimasta all'asciutto nonostante l'alta marea grazie al funzionamento delle paratie del Mose. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque una giornata epocale per la città di Venezia e per i veneziani che hanno festeggiato con un brindisi il funzionamento delle dighe mobili del Mose. Un brindisi al Mose, via! Spacchiamo il lampione! Mose! Che siamo veneti qua, cae l'acqua e cresce il vino! Molti veneziani questa mattina hanno stappato una bottiglia per brindare a questa giornata storica per Venezia, il funzionamento del Mose. Questa è una giornata storica per Venezia. Ci troviamo in questo momento a Rialto, una delle zone in cui con una previsione di 120 cm solitamente qui si vede l'acqua. Infatti, come vedete, sono state montate le passerelle. Ebbene, gli stivali che vedete alle mie spalle, che solitamente in giornate con acqua alta vanno a ruba, oggi non verranno acquistati. L'entusiasmo lo si legge negli occhi dei veneziani, residenti e commercianti che sistematicamente si ritrovano con case e negozi allagati. Sarebbe arrivata fino agli scalini dei negozi, sarebbe entrata nella maggior parte dei negozi. Per esempio io e mio fratello qua abbiamo 2 negozi, uno entra a 137 e non sarebbe entrata, nell'altro che entra a 119 sarebbe entrata, e nel bar vicino alla tabaccheria sarebbe entrata tantissimo perché a poverino gli entra a 1 metro, e dunque oggi è stato un risultato eccezionale perché io questa mattina sono partito con i miei stivali in spalla, come sempre quando c'è l'acqua alta, perché poi ti servono per muoverti, e gli stivali sono rimasti nel loro sacchetto. Tenuto. Speriamo sia la volta buona, che così abbiamo risolto un problema decennale e fastidioso. Io che ho avuto negozi so cosa vuol dire avere l'acqua dentro. È una bella soddisfazione, al di là di tutte le varie polemiche, però non si può negare che ha funzionato. Oggi si tira un gran sospiro di sollievo sicuramente. È una giornata storica per Venezia, anche per tutti i soldi che ci hanno rubato, ma manco adesso abbiamo avuto il resoconto. Ma l'immagine simbolo di questa giornata resta quella di Piazza San Marco, lì dove lo scorso novembre c'erano le onde, oggi voglio farvi vedere proprio alle mie spalle quella che è Piazza San Marco.
Questo è un momento veramente storico, perché è molto difficile nel periodo delle acque alte vedere, se non insomma quasi impossibile, vedere questa piazza completamente asciutta. Un segno di rinascita, l'ha definito il portavoce dei commercianti di Piazza San Marco. È quasi surreale, le emozioni sono, come dicevo, grandi. Questo è un messaggio importantissimo per la città, per i cittadini, per tutte le attività commerciali. Questo può essere veramente un punto di ripartenza per tutte le emozioni che porta questo tipo di evento, questo risultato. E alle 12:30 era altissima la tensione tra i residenti di Pellestrina, isola martoriata dall'acqua alta dello scorso 12 novembre. Alcuni pescatori per festeggiare hanno improvvisato una grigliata di pesce offerta poi a tutti. Il Mose ha funzionato, l'isola è rimasta all'asciutto, tra la gente anche il sindaco Brugnaro. Anche per Pellestrina è stata una giornata storica. Il Mose ha scacciato via gli incubi del 12 novembre, questa volta anche grazie ad un imponente schieramento di volontari e operai impegnati per tutto il giorno sul campo per monitorare la situazione. Pellestrina è rimasta all'asciutto e così anche Lido, Murano, Burano e Sant'Erasmo. A metà mattina il consigliere comunale Alessandro Scarpa Marta faceva così il punto della situazione. Ci troviamo in questo momento a Pellestrina, fortunatamente grazie anche al Mose l'acqua è bassa, sono stati fatti i lavori di contenimento del muretto lato laguna e quindi le cose stanno andando molto bene. Anche il sindaco Brugnaro ha voluto essere presente tra la gente. I pescatori hanno improvvisato una grigliata di pesce appena pescato, offerta ai presenti per festeggiare lo scampato pericolo. Tante le persone al lavoro, ma tutto è andato bene. Volevo fare un ringraziamento di cuore al sindaco Brugnaro, in primis, a Insula e tutti gli operai e le ditte che stanno lavorando. Quindi l'importante è tenere sotto controllo la situazione e continuare così. Un grazie di cuore a tutte le persone che stanno lavorando. Sindaco Brugnaro che ha detto giornata storica oggi per Venezia e la sua gente con il funzionamento del Mose che da oggi in poi salvaguarderà la città dall'acqua alta, ma resta ancora, aggiunge, molto altro da fare. Alle 10:10 Mose è sollevato, possiamo vedere che la marea in questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, qua siamo a Malamocco, e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre 2 ore di apporto, perché a noi risulta un picco adesso, in questo momento, fino a mezzogiorno dove tirare il vento di scirocco. Però la differenza è evidente, il Mose stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento siamo soddisfatti. Però incrociamo le dita. Buon test e veramente una buona serie di dati utili per la messa a punto definitiva. È chiaro che è una giornata storica per Venezia. Mose prova riuscita, così il primo cittadino entusiasta. Una giornata per me fantastica perché abbiamo dimostrato che funziona. Non è ancora nelle condizioni più gravose, sicuramente ci saranno altre prove ancora più performanti, però avevamo un scirocco a 19 nodi. Sono aperte bene, un dislivello di 70-80 cm. Note tecniche doverose, cui non si può prescindere visto che la faraonica opera deve ancora essere ultimata. Per cui dobbiamo finirlo intanto, dobbiamo pagare le imprese, dobbiamo chiudere i conti, dobbiamo fare le opere di compensazione. Pensate che a Pellestrina c'è un muretto al largo che tanti ignorano che esista, ma che serve per rompere la marea. È calato negli ultimi 20 anni, perché il progetto è vecchio, di almeno mezzo metro, per cui bisognerà rialzarlo. Tutto questo per non avere l'erosione della costa di Pellestrina, insomma, tutta una serie di cose. Poi c'è la non secondaria questione manutenzione con relativi costi. È un tema tecnico e forse più di costi che di altro, su cui penso collaboreremo, ma le idee sono già abbastanza chiare, le risolveremo facilmente questa cosa qua. Irrisolto invece il tema della gestione del Mose, che dopo lo scandalo Tangenti vede completamente esclusi Comune e Regione. Cioè questa agenzia che è stata inventata a Ferragosto dentro un provvedimento di emergenza come il Covid, dove è stato escluso sia il Comune che la Regione, anche soltanto per la definizione di chi sarà il presidente di questa agenzia, e comunque
è impensabile pensare che la gente che abita a Pellestrina o che abita a Castello, alla Giudecca, non siano coinvolti in qualche modo per decidere le modalità, o gli operatori del porto, insomma. È chiaro che questa cosa non ce la mettiamo via, insomma, è un esproprio che non ha neanche senso di esistere, non conviene a nessuno. Ma per l'intanto il bilancio è più che positivo. Tornando all'oggi, conclude. È andato tutto bene e penso che le persone possono cominciare a vedere un orizzonte di vita più tranquilla, più normale. Emozionata e soddisfatta Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche, che ci spiega però perché per ora la città non sarà sempre all'asciutto. Non vi ci abituate perché purtroppo domani è prevista un'acqua a 110 e noi non interverremo. In questa fase di test funzionali prevediamo di intervenire soltanto quando la previsione arriva a 130 come oggi. Questo perché questa quota è stata ritenuta fondamentale proprio per le rilevazioni che devono essere compiute in questo momento. Quindi quando ci saranno previsioni più basse di 130 non verrà azionato, dunque in città continuerà in quel caso ad esserci l'acqua alta. Probabilmente domani Piazza San Marco si allagherà. Una volta collaudato, il limite di innalzamento quale sarà? Al momento il parametro ufficiale che è stato deciso dal cosiddetto comitatone, quindi dall'organismo politico che sovrintende a tutta questa vicenda, è 110, quindi ove non cambiasse la decisione il Mose sarà alzato con una previsione di 110 centimetri allo zero mareografico di Punta della Salute. E naturalmente arrivano anche le parole di soddisfazione del governatore del Veneto Luca Zaia. Oggi è una giornata storica perché siamo davanti a un'opera che è un'opera ormai datata, un'opera per la quale abbiamo atteso veramente decenni per vedere se funzionava. Oggi abbiamo la certezza matematica del funzionamento, è un'opera che è costata molto sotto il profilo finanziario, ma anche di polemiche e di inchieste, lo sappiamo tutti, e almeno la rassicurazione che questo serva a Venezia. Piazza San Marco, una piccola pozzanghera contro un 30-40 cm che inevitabilmente avremmo avuto d'acqua. Direi positivo, spero che si continui così e spero che si riesca ancora di più a potenziare il sistema, e questo vorrebbe dire una messa in sicurezza generale e totale di Venezia. Ricordiamoci che resta poi ancora da risolvere il problema di San Marco, ma già questo segnale è un ottimo segnale. E il Mose in funzione segna una svolta anche per il turismo, ma in molti dicono si è perso troppo tempo, bisognava fare prima. Una giornata di speranza con qualche riflessione sul fatto che questo risultato poteva essere ottenuto anche in tempi molto più brevi. Nel giorno dei sorrisi, la punta amara viene dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Il suo è uno sguardo sul simbolo della Basilica di San Marco, l'anno scorso flagellata dall'acqua granda. Si poteva fare prima? Una riflessione che diventa dibattito. Molto probabilmente qualche tempo fa, durante il periodo dell'acqua granda, forse si sarebbe potuto e dovuto tentare, se non di alzare tutti i cassoni perché non era completato al 100%, ma già alzando quelli esistenti magari si sarebbe potuta evitare o comunque contenere. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, è tra i primi ad annunciare: la Basilica oggi è asciutta, ma anche per lui sono stati persi troppi anni. Io dico sì, doveva. È stata una carenza inaccettabile. Non è pensabile che siamo rimasti quasi anni immobili come reparatorie immerse all'interno delle bocche di porto senza fare quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo dovuto aspettare l'acqua grande, non è abbastanza neanche quella che è arrivata a ottobre del 2018. Abbiamo dovuto aspettare la tragedia dell'anno scorso che si è verificato a novembre del 2019 per avere questa accelerata. Queste sono cose incredibili. Anche perché il simbolo di Venezia rimane comunque in difficoltà per una quota d'acqua che va da 88 cm in su. E questo resta un problema. Dal PD l'invito a guardare al futuro. Tutto questo deve essere lasciato alle spalle. Le immagini di oggi sono immagini importanti, sia per Venezia ma per la nostra nazione e il mondo intero. Si deve ora lavorare con celerità per finire l'opera. Bisogna che tutte le autorità, che sono molteplici, collaborino al massimo per appunto finire i lavori, garantire la giusta e ordinaria manutenzione. Ci saranno altre prove da fare, altre situazioni, però io credo che dobbiamo
avere fiducia in questo primo esperimento, chiedere che se ne facciano tutti quelli che sono possibili per arrivare il più rapidamente possibile senza aspettare il 31 dicembre dell'anno a venire. Resta una giornata storica per Venezia che, Covid a parte, può tornare a dire ai suoi turisti: ora la città è protetta. Lanciare un messaggio di questo genere a livello nazionale, a livello europeo e soprattutto a livello internazionale significa far sì che i turisti possano tornare in sicurezza. E allora sentiamo le parole del Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Una giornata lungamente attesa, una giornata che si pone bene nella ripartenza di Venezia nella circostanza del Covid-19. Speriamo che questa realtà sia funzionale non solo qualche volta all'anno, ma garantisca la copertura della piazza e della basilica anche quando non ci sono acque estremamente alte. È un momento di gioia, è un momento di fiducia, è un momento in cui noi diciamo che Venezia deve risorgere anche attraverso quest'opera così tanto a lungo attesa. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al Mose, passiamo alla cronaca con il tragico incidente stradale accaduto oggi intorno a mezzogiorno lungo via Bacchina, Marano di Mira. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è scontrata contro un autobus ACTV. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'auto condotta dalla vittima, probabilmente a causa dell'asfalto reso bagnato dalla pioggia, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia dalla quale sopraggiungeva l'autobus guidato da un quarantenne di Mira. L'impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l'autista del bus rimasto incastrato tra le lamiere e trasportato all'ospedale di Dolo e soccorso 3 passeggeri rimasti lievemente contusi. Nessuno di loro è fortunatamente in gravi condizioni. Importante operazione contro lo spaccio e il degrado della polizia locale a Marghera, fondamentale l'intervento dei cani antidroga che hanno permesso l'arresto di 2 spacciatori. Telecamere installate da remoto, speciali teleobiettivi, ma anche agenti nascosti sui tetti e in mimetica tra il verde. Smantellata rete di pericolosi spacciatori, 2 tunisini di 34 e 37 anni ora arrestati, che vivevano in queste baraccopoli nei pressi delle quali sono stati sequestrati oltre 2 kg di eroina, del valore al dettaglio di oltre 100.000 euro, e presenti in un'area verde abbandonata dalla zona industriale di Marghera, in via Banchina dei Molini, dove era stato notato un via vai di tossicodipendenti dalla vicina via Fratelli Bandiera. Operazione Banchina Pulita, questo è il nome dell'indagine che ha visto 20 agenti della polizia locale entrati simultaneamente in azione. A coordinare l'operazione il commissario Gianni Franzoi, capo della polizia locale di Venezia, nonché comandante del reparto sicurezza urbana del corpo. Tra i protagonisti loro, i 4 pastori tedeschi delle unità cinofili che presto diverranno 6 con le forze supplettive su Marghera. Noi abbiamo insegnato ai cani a trovare le droghe e in cambio li facciamo giocare dandogli dei premi. Questa è la motivazione che spinge un cane a lavorare per noi, cioè sempre il gioco. 4 anni appena per questi giovani poliziotti a 4 zampe, conosciamoli. Questo è Lapo, che è il mio cane, quello è Coco, Varus e Hades. Sono tutti cani che hanno circa 4 anni di età, di sesso maschile. Non c'è un motivo particolare per il quale abbiamo tutti maschi, se non che era un po' difficile tenere maschi e femmine nello stesso posto. La politica, perché i cittadini di Portogruaro domani e lunedì torneranno alle urne per il ballottaggio che decreterà il nome del nuovo sindaco che guiderà la città per i prossimi 5 anni. A contendersi la poltrona di primo cittadino, Florio Favero, candidato del centrodestra, e Stefano Sant'Andrea per il centro-sinistra. I seggi domani saranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne ci sarà lo spoglio delle schede. Al primo turno del 20 e 21 settembre a Portogruaro andò a votare il 62,94% degli aventi diritto. Con questa notizia termina l'edizione dei nostri telegiornali. Vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Bentrovati al Meteo.
Domenica ancora in compagnia di un tempo spiccatamente instabile. Vediamo insieme la previsione del 4 ottobre. Sul Veneto al mattino alternanza di nubi e rasserenamenti, precipitazioni via via più diffuse invece nella seconda parte della giornata, tuttavia meno probabili sui settori meridionali della nostra regione. Entro la notte piogge ovunque, localmente anche forti. Temperature stazionarie minime tra i 7 e i 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 22 all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente qualche sprazzo di sole, col passare delle ore temporali più estesi, anche intensi durante la notte. Temperature minime fino a 15 gradi, massime sui 19-21 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni fortemente perturbate, specie però dal pomeriggio, con precipitazioni gradualmente più forti. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime in calo fino a 17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.